Primo dei due collegamenti fuori confine oggi, Norvegia. Allora Andrea Sacchetto, come stai? Tutto bene, grazie. Voi tutto a posto? Ma noi, guarda, facciamo la solita cosa, hai presente? Alzarsi alle 4, venire a lavorare alle 7, mentre per te è tutta un'avventura, no? Ogni giorno diverso. Sì, assolutamente sì. Diciamo che mi sveglio quando capita. Che bello. Quindi già è molto diverso rispetto al solito. Meraviglioso. Svegliarsi quando capita. Io penso che sia una delle cose che sogniamo tutti, di svegliarsi quando ci capita. Vi auguro di provarlo perché è proprio bello, sai. Sì, ti credo, guarda, no, minimo due. E viva la felicità. Guarda, secondo me tu hai scoperto come esserlo, felice. Allora, senti, Beh, sì. Dove sei oggi? Quanti chilometri hai percorso dall'ultima volta? Allora, l'ultima volta non ho percorsi tanti perché mi sono fermato un giorno a riposare. Sì. Adesso sono nella ridente cittadina di Mazé, che è circa 80 km a sud di Alta. Sì? Quindi, sì. E l'altra volta ti ho detto un'inesattezza perché mancavano 400 km. Non 500. Beh, meglio per te, perché io infatti ero un po' preoccupata, sì. perché 500 sono tanti. Faccio in tempo ad andare in ferie e a tornare io, prima che tu rientri. No, dai, scherzo, che sto qua ad aspettarti. Senti, allora oggi cosa fai? Intanto il tempo, perché so che fa freddo da te. Sì, diciamo di giorno si sta ancora bene perché siamo sui 15 gradi, quindi non è male. Ma di notte va su attorno ai 2-4 gradi, insomma, quindi fa freschetto, insomma. Come sei abbigliato? Come sei vestito? Ma per il momento pantaloni lunghi, maglietta e un antivento sopra. Sto ti abbastanza basta, bene. sì. Quando cammino si sta calci, mi scaldo, quindi non c'è nessun problema. Di notte ho il sacco a pelo bello potente, quindi sto tranquillo, insomma. Sì, non hai problemi. Senti, avvistamenti strani? No, perché uno che dorme in sacco a pelo, qualche UFO, qualche orso, non so, no? Ma tutto a posto? Niente, finora no. Tanti cinghiali quando ero ancora in Germania, quelli sì, tanti che venivano proprio di fianco alla tenda. E basta, qualche cervo credo, ma non sono riuscito a distinguere, perché nel momento in cui esco dalla tenda per vederli scappano via, quindi... Vedi che fai più paura tu degli animali. Sì. Senti, Io speravo di vedere una lince o un lupo, ma niente. Per il momento niente, no. Oddio, non so se devi proprio sperarlo, però magari un incontro ravvicinato. Viva il coraggio. Senti, no, dai, farti gli scherzi. Ma hai ragione, sei in uno stato meraviglioso, una regione, una nazione come la Norvegia, insomma, se non speri tu di incontrare gli animali di quel posto. Senti, gli indigeni. Allora, tu vediamo come ti programmi la giornata oggi, cosa fai? Programmare? No, mai. Mai? Vai a caso? No. Sì, assolutamente sì. Più o meno ho un'idea della strada da fare, dove arrivo, quando sono stufo pianto la tenda e basta. Ma questo è il bello di fare quello che uno vuole, appunto. Sì. Quando mi sveglio. Senti, ma vuoi salutare qualcuno a casa? Vabbè, a parte la mia famiglia, assolutamente quello ben volentieri, che ho un po' sparso in giro per l'Italia, in giro per il mondo della mia famiglia. Dimmi, dove ce li hai? Sì. Dove ce li hai? Per il momento sono in Italia, però mio fratello più grande che lavora in Cina. In Cina? Quindi, sì. Poi l'altro che lavora a Padova. I miei sono amanti viaggiatori, quindi sì, ogni tanto partono, non si sa quando vanno, non si sa quando tornano. Quindi... Cioè non dicono neanche ai familiari dove vanno? No, sì, sta scherzando, lo dicono, però appunto partono oggi, gli affari loro. Senti, ma siccome si può sentire Radio Cortina, guarda che senti l'abbaiare dei cani, chi è? Sì, ho due cani che sono venuti a farmi compagnia, un attimo solo. Sì. Sono legati tranquilli. Sono legati? Sì, adesso me ne vado, scusate. No, sono legati. Liberi. Liberi? E ti liberi. E ti procurano, guarda che bello della diretta, ti procurano problemi? No, mi hanno abbaiato un po', poi se ne sta arrivando un altro, ma adesso basta, passato il loro territorio non mi cioè erano in cammino? Sì, ecco arriva un altro libero. Ok. Ma senti, ma cos'è? Tu sei in un paese?
Sì, è un paesino, Masè si chiama. Ho capito. Senti, comunque dicevo prima, siccome Radio Cortina è in streaming, di ai tuoi familiari di ascoltarti anche, cioè adesso sono tutti in Italia, ma poi insomma c'è la possibilità di sentirti. Sì, è vero. Ricordano insomma che ti possano sentire alla radio. Senti, ma comunque un saluto particolare a qualcuno? Non è che voglia farmi gli affari tuoi, ma magari non so, qualche ragazza, no? Sì, no, c'è una ragazza che mi è molto molto vicina perché ci sentiamo continuamente. Sì. Nei momenti in cui sono un po' più triste, un po' più stanco, insomma. La chiami? Sì, no, per chiamarla no, ma ci sentiamo via messaggio magari, qualche volta ci sentiamo anche, è vero. Ci sentiamo, ma sì. E ha il potere di darmi tanta energia e tirarmi su, quindi sono contento di questa cosa. Non si dice il nome, vero? Si chiama Francesca, si chiama. Francesca, ma che brava che sei! Che bella ragazza, brava e bella, nel senso che insomma capisce e intuisce, no? Anche quello che provi, quindi ti dà una mano anche emotivamente, no? Sì, anche perché mi ha raggiunto un paio di volte e ha camminato con me per parecchi giorni e quindi sa come la situazione, insomma, che non è tutto rosa e fiori, insomma, quindi insomma partecipa. Sa come essermi vicino, insomma, quindi sono contento di questa cosa. Va bene, allora oggi è tutta la puntata dedicata a Francesca. Senti Andrea, ci sentiamo fra 2 o 3 giorni, io ti chiamo sempre su questo numero naturalmente, vero? Sì. Non cambio perché qua in Norvegia costano troppo le schede, sì. Addirittura, ma si sente bene, sente molto bene, non c'è problema. Va bene Andrea, un bacio, mi raccomando, proseguire grazie, così. Un abbraccione a tutti voi. Ciao, grazie. Ciao, buona giornata. Ciao, grazie. Andrea Sacchetta che sta andando a Capo Nord a piedi da Belluno, da dove è partito, ma pensate voi, che coraggio. Beh, Francesca, sei proprio brava, mi raccomando, tenergli sempre compagnia.